anche le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, sono in grande difficoltà per mancanza di personale. Intanto un'indagine dell'Università di Padova mostra che le aziende artigiane stanno invecchiando, l'età media dei titolari supera i 45 anni, ma guardano al futuro con occhi nuovi. Gli imprenditori non immaginano più che l'azienda debba per forza di cose necessariamente essere data ai figli. Almeno un terzo di loro immaginano che l'azienda possa essere rilevata dai loro dipendenti e dai propri dipendenti. Oltre la metà di queste imprese, in assenza di persone interne alla famiglia capaci di guidare l'impresa, sono disponibili ad allearsi o a cedere la proprietà dell'impresa. Ciò che serve è una finanza dedicata che agevoli queste trasformazioni. Rieccoci in studio, ripartiamo ora dalle imprese. Sono circa 3.500 le imprese familiari vicentine interessate da passaggio generazionale. Spesso però i titolari non trovano in famiglia qualcuno disposto ad afferrare il testimone. Le imprese familiari rappresentano un importante tassello dell'imprenditoria veneta, ma il passaggio del testimone non è sempre facile. La regola di padre in figlio sembra ormai superata, così diversi titolari che stanno per raggiungere l'età pensionabile si trovano a dover cercare un nuovo leader disposto a salvaguardare il futuro dell'azienda e a favorirne la crescita. Non dobbiamo scandalizzarci se l'imprenditore o l'imprenditrice artigiana che ha fatto studiare figli e figlie in Italia o all'estero non crea nessuna pressione nei confronti di queste persone, dei loro figli e delle loro figlie, per tornare nell'impresa di famiglia, anche perché questi genitori hanno individuato modalità inedite per gestire il passaggio del testimone senza scomodare, lasciatemelo dire, le ambizioni dei propri figli e delle proprie figlie. Confartigianato Imprese e l'Università di Padova hanno selezionato alcune imprese e proposto loro delle alternative al passaggio del testimone in famiglia. Nel primo caso, che rappresenta il 37% del campione, il titolare è favorevole alla cessione dell'impresa a un collaboratore interno che abbia le capacità e l'esperienza per portare avanti l'attività. La seconda ipotesi riguarda invece la disponibilità di stipulare alleanze o cedere la proprietà a persone o realtà esterne. Alternativa a cui hanno risposto favorevolmente il 57% delle aziende coinvolte nell'indagine. Grazie a questa indagine abbiamo degli elementi per capire come accompagnare queste nostre imprese alla valutazione della continuità di impresa, anche se questo dovesse avvenire non in linea parentale. Dobbiamo per forza salvaguardare quel grande patrimonio economico del nostro territorio. Le imprese artigiane cambiano e a volte si rigenerano. Se storicamente il passaggio di proprietà è sempre stato un affare di famiglia, da un'indagine commissionata da Confartigianato emerge che sempre più imprenditori scelgono di vendere ai propri dipendenti, una transizione che le associazioni di categoria vorrebbero fosse più tutelata. La ricerca, ma anche la volontà nostra di Confartigianato, assieme all'assessore Donazzan, che è stata di grande supporto per noi, è quella di dire non più un cambio generazionale a livello familiare, ma un cambio generazionale, tra virgolette, legato a quelli che sono i nostri collaboratori. L'indagine mette in luce come un terzo degli imprenditori sia disponibile a passare il testimone fuori dalla famiglia. Un passaggio che si è visto anche durante gli anni della crisi, in cui i lavoratori prendevano le redini dell'impresa nella formula legislativa della cooperativa, paradigma che ora va superato. La nuova imprenditorialità è quella delle medio-grandi imprese che ci traineranno nel futuro, anche con i fondi del PNRR, ma è anche tutto il sistema delle piccole e medie imprese che, bilanciando quelle più grandi, potrà permettere a questo territorio di cavalcare il nuovo. Allora questo progetto proprio da Confartigianato, con l'aiuto anche di una ricerca importante commissionata all'Università di Padova. Sentiamo. L'età pensionabile è alle porte per molti imprenditori del territorio veneto e a preoccupare è l'incertezza sull'eredità che lasceranno.
I giovani alla guida di imprese padovane infatti sono sempre meno e il rischio è che il prossimo ricambio generazionale lasci l'economia locale senza guide all'altezza. Per smussare questo pericolo, uno studio dell'Università di Padova ha sviluppato concrete proposte con il fine di salvaguardare un patrimonio di competenze nella realtà imprenditoriale. Confartigianato di Padova e Vicenza cerca di capire come offrire alle imprese, per le quali si avvicina il passaggio di testimone, una valida opportunità di trasmissione d'azienda. L'atteggiamento più frequente da parte degli imprenditori è comunemente quello di riporre la fiducia in figure interne alla famiglia. Negli ultimi tempi si è ampliata la percentuale di imprese che maturano la possibilità di valutare alleanze con altre ditte e cresce anche la scelta di cedere ad un collaboratore interno oppure di vendere ad altri con garanzie nel percorso di continuità. Serve un ricambio generazionale all'interno della categoria degli artigiani. Vediamo il servizio. Come dare un futuro alle imprese artigiane se ad oggi alla loro guida ci sono sempre più over 60 e se in termini di occupazione mancano all'appello solo nel padovano 80.000 figure lavorative che possano dare continuità alle realtà imprenditoriali e ai mestieri di alta qualità che rendono grande nel mondo il Made in Italy? Dai dati elaborati dallo studio commissionato da Confartigianato Imprese di Padova e Vicenza al Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università di Padova, relatore il professor Paolo Gubitta, emerge che i titolari non solo non hanno un testimone, ma sarebbero pronti a cedere le attività a chi con loro, al loro fianco, ha lavorato per lungo tempo. Il cambio generazionale nelle aziende è sempre più difficile perché i figli spesso studiano, preferiscono fare altre esperienze. Quindi la proposta che noi abbiamo elaborato è quella del passaggio generazionale non più con i figli, quindi a livello familiare, ma il passaggio con coloro che già lavorano nell'azienda. Quindi chi ha le competenze per rilevare un'azienda deve essere in grado di farlo, avere gli strumenti, sottolinea Confartigianato, anche finanziari. Da qui l'appello a che sul tema della liquidità facciano la loro parte con forme di flessibilità del prestito per favorire il processo di passaggio le banche e che il governo introduca misure di transizione attraverso agevolazioni fiscali. E intanto il Veneto delle piccole imprese è a caccia di eredi per l'invecchiamento appunto dei suoi titolari e guarda caso butta l'occhio proprio tra i dipendenti. Non più solo di padre in figlio, l'impresa artigiana veneta fa spazio ai dipendenti. Sempre più spesso capita che i figli non seguano le orme del padre e scelgano altre strade di vita. Non per questo l'imprenditore a fine carriera deve far morire la sua azienda. C'è un'altra via che si sta facendo sempre più strada. Un dipendente, un collaboratore fidato prende in mano l'attività. Un vantaggio visto che conosce la realtà ed ha accumulato esperienza. Sono i dati che emergono dallo studio del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Padova. La novità è che quando non ci sono familiari disponibili o capaci, le imprese di questo campione ci dicono 1 su 3 è disponibile a trasferire la proprietà a un collaboratore o a una collaboratrice che ha contribuito al successo dell'impresa. Un'altra fetta importante dice non solo la venderei a un mio collaboratore o una mia collaboratrice, ma sono disponibile a fare alleanze o a vendere l'impresa.